Al Summer Show in compagnia di Andrea Carnevale. Ciao Andrea, sempre bello. Ciao Frank, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Sempre bello, no? Trovarsi qui insieme a tanti amici. Non c'è dubbio, quando mi hanno invitato, sai che la costiera per me la amo da Napoli in su, è straordinaria ed è tutto bello, tutto bello. Andrea, questo Napoli che chiude il campionato al terzo posto in classifica, raggiunge la Champions League, ma che a detta di tutti poteva fare quel qualcosa in più per provare almeno a lottare fino alla fine per lo scudetto. Guarda, io all'inizio del campionato mi sono sbilanciato oltre, ho detto Milan e Napoli secondo me erano i due protagonisti di questo campionato qui. Poi ha vinto il Milan, meritato, ha fatto un grandissimo campionato, alcuni giocatori sono stati decisivi rispetto a qualche giocatore del Napoli e Napoli secondo me ha perso questa grande occasione proprio con le piccole squadre e non me l'aspettavo, ti dico la verità, non me l'aspettavo perché ho puntato tutto sul Napoli, però onestamente nel finale è stata una piccola delusione, però si riparte un'altra volta. Il Napoli secondo me ha grandi giocatori, dovrebbe fare qualcosina, io non so cosa deve fare, però qualche giocatore lo deve anche cambiare, si può rafforzare. L'importante è che il Napoli abbia centrato il terzo posto in classifica, vuol dire Champions League, scusatemi, non è da poco. Assolutamente non è da poco. Andrea, hai paragonato Pafundi a Maradona. Che ci dobbiamo aspettare da questo ragazzo? Forse un po' esagerato, però io mi sono espresso, ho detto il piede di Maradona e il piedino effettivamente è un piedino delicato, ha delle movenze straordinarie, è un ragazzino che abbiamo visto domenica a Salerno, poteva anche far gol, è un ragazzo che ha appena fatto 16 anni a marzo, quindi bisogna farlo crescere piano piano, sono stato bambino anch'io e quindi chiaramente questo ragazzino qui a mio avviso ha grandi aspettative, noi abbiamo grandi aspettative, però bisogna andare un po' calmo perché ha solamente 16 anni, ha fatto il primo contratto, è stato convocato in nazionale e questo è la ciliegina sulla torta, vuol dire che Mancini ha visto bene, sta vedendo bene. Io mi auguro che sia il giocatore del futuro, lui ha tutto per diventare secondo me un bravissimo giocatore, dico bravissimo, non voglio dire perché mi sembra giusto che in questo momento qui si vada piano piano perché è sempre un ragazzino di 16 anni. Una stagione importante di quei due là davanti, parlo ovviamente dell'Udinese, Beto e Deulofeu. Che campionato ha fatto soprattutto Deulofeu? Ma Deulofeu un anno fa era infortunato, ha recuperato benissimo a Udine verso ottobre e poi abbiamo visto un super Deulofeu, si vede che fa la differenza, un ragazzo che poi è un grandissimo professionista, credetemi, cioè uno che entra prima in campo, fa stretching, si allena da solo, si cura, è un ragazzo veramente di grande professionalità. Io ripeto, lo consiglio a qualsiasi squadra di Serie A perché mi auguro di no, nel senso che possa rimanere perché sai, Beto Deulofeu hanno fatto la bellezza di 23-24 gol e quindi non sono pochi. Trovare uno come Deulofeu non sarà facile, eventualmente dovesse andare via. Ecco, lo consigliavi a tutte le squadre big del campionato di Serie A, anche al Napoli? Assolutamente, io ho detto... Deulofeu e Beto piacciono al Napoli tutti e due. Ma Beto è un ragazzo che abbiamo scoperto un anno fa in Portogallo e mi ha sorpreso, onestamente poi sai, è un portoghese, 98, giocava lì, sai, il campionato italiano è sempre un po' difficile, quindi bisogna stare sempre un po' coi piedi per terra, però devo dire che poi la prima parte ha fatto 8 gol, 9 gol, quindi mi sono salvato. Scherzo, però è un ragazzo che poi nella seconda fase ha cominciato a carburare, è un giocatore molto forte, manca ancora un po', si deve ancora un po' riubustire, però è un ragazzo che verrà fuori. L'ultima, ecco, io insisto su Beto e Deulofeu, io lo vedrei bene Beto alle spalle di Osimhen e Deulofeu in campo alle spalle appunto di Osimhen, ma in campo però. Bisogna chiedere un po' a Gino Pozzo perché lui è l'artefice un po' delle trattative. Il mio compito è solamente di segnalare, ripeto, io mi auguro
che questi giocatori qua possono rimanere all'Udinese perché c'è meno sofferenza, vi dico la verità, perché sai, quando sei lì in bilico per retrocedere, non avendo questi grandi calciatori fai un po' fatica. Non lo Grazie. auguro. Poi se dovesse capitare che va al Napoli, Milan, Juventus, sarei felice. Grazie Andrea. Grazie a voi.